Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere alla mia cara amicizia del nome William dopo che ho fatto un video Se le gambe cammina. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare in Telegram, dove sapete che ormai stiamo emigrando su Telegram anche come mezzi di ausilio per comunicare con i nostri committenti e le nostre amicizie, e chiaramente nel sito capitano.altervista.org ci sono da scaricare 20 ebook da attivare con le varie funzionalità e le istruzioni. Bene, parliamo, e chiaramente c'è una zona e shop per, come si suol dire, acquistare dei servizi professionali di Ildegrama Veneziano. Ma partiamo da rispondere alla nostra amicizia William, no? Che chiaramente, come si può intuire, pensa che sia stato un po' duro in questo racconto. Il problema è che la gente non capisce che se uno fa una marachella, e io in quel racconto non ho raccontato proprio tutto cosa hanno fatto queste tre signore e i figli, no? Solo ho raccontato un episodio e poi che è arrivato il conto da pagare. Giustamente uno, se non sa tutto il racconto, pensa che la risposta è stata non commisurata a, diciamo, quello che si aveva ricevuto. Purtroppo le mie pillole d'ora in avanti sono diventate molto più piccole. Dal mio punto di vista la risposta è stata ancora blanda, molto blanda, perché quelle persone lì, chi sapeva veramente la storia, visto che le facevano di nascosto, c'erano persone che non sapevano tutta la storia, sembravano delle vittime, ma nella realtà il karma è sempre perfetto, e chi ha operato con la vecchietta in montagna è stata ancora gentile ed educata, dal semplice fatto che la storia non l'ho raccontata proprio tutta, no? È come quando leggo le sibille, che molte volte addolcisco le pillole, no? Per il semplice fatto che purtroppo non ci sono certe cose che si vedono, ma sono anche non eleganti da dire. Quindi è chiaro che io non posso sempre dire tutto, no? Perché vi ho spiegato che se noi siamo qui, che possiamo contarci da su, è perché un comando ha spento una centrale nucleare, perché sennò noi tutti qui saremmo magari senza braccia e senza gambe dentro un campo di concentramento in Siberia. E se queste persone qui fossero dall'altra parte? E se queste tre persone qua, queste tre donne qui, ci avessero venduto agli stranieri? E se queste donne qui avrebbero avuto la possibilità di tagliare le gambe e le braccia a qualche mio committente? Chiaramente questi sono racconti di fantasia, però quella signora su in montagna si è dovuta togliere i guanti bianchi per cercare di limare il karma da qualcuno. Quindi quando il vostro marietto veneziano racconta qualcosa, dovete sempre cercare di capire che a monte c'è qualcosa di più pesante. Dal mio punto di vista, quella signora in montagna è stata ancora elegante, gentile, perché quelle tre persone lì hanno fatto tanto di quel baccano, e io quando dico baccano birichino non penso a rubare la caramella a un bambinetto, so che hanno fatto di quei danni così immensi a tante famiglie, che quello che hanno ricevuto è il minimo. Quindi penso che quelle persone, no, che vanno in giro a fare i furbetti del quartierino, come vi ho spiegato nella legge del 5, quando vi beccano certi gruppi misterici, non colpiscono solo voi, colpiscono fino alla quinta generazione in su, e se possono in giù, ma visto che in giù non ci arrivate, quindi quelle persone che ascoltano il Marietto Veneziano e non capiscono che alcune volte, se si fa l'asino e si pensa di non essere visti, c'è qualcuno che alla fine le vede le cose, dovete stare attenti che alcune biricchinate poi hanno un prezzo. Quindi quei due ragazzi lì non erano certamente innocenti. Io non ho raccontato tutta la storia, per non stare qui a allungare di 20 minuti la storia di 5 poveracci che pensavano di fare i disgraziati alle spalle di gente onesta, di gente lavoratora, solamente perché erano seduti sulla sedia che pensavano di essere del vincitore. Quelle persone lì ci avrebbero venduto allo straniero,
come stavano facendo, e qualcuno doveva fermarli. È intervenuta una vecchietta che abitava a 500 km di distanza a mettere un po' di pace in quel quartiere, in quel paese. Quindi, caro Williams, certo tu non sapevi tutta la storia, ma accontentati di questo. E ricordati che quando uno fa in giro a fare l'asino, non deve solo pensare a se stesso, ma deve pensare ai figli, alla moglie, ai nipoti e tutto il resto. Perché chiaramente poi, come esiste la legge per il 5 per tutti, esiste anche per quello che fa l'asino. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.